E in 2001 che Barbara Fortuna si è costituita intorno a un progetto musicale comune, qui di dare in base a tradizione polifonica corsa e di cercare di arricchiscere la disocreazione di vanni un'arte in mossa. Barbara Fortuna, un film realizzato da Giancarlo Marsili. Massimo Merlandi in prima oggi seconda di Barbara Fortuna, di in giro a oggi che il gruppo si è fatto e di che sia che non sa mica va niente cantare, se lui canta, un po' mica va cantare meglio o cantare sotto o cantare così giusto per dire, quando lui canta sempre di stessa maniera e sono sempre stonato di sentire lui canta così. Andrea Dominici, il primo affare è che è uasso di gruppo e il fatto che non siamo che quattro, c'è lì un bassone, dunque la venuta di Andrea è stato ciò che c'è lì, ciò che non aspettavamo. E poi cosa potrebbe essere a fare in Andrea, di dire che qualche sia di appassionato, di storia, di sua regione, poi anche burro del resto, di un Mediterraneo, non lo so, ci fa vedere cose appena strimente. Gian Pedro Marchetti, dunque a terza di Barbara Fortuna, e contro me è sempre importante di cantare con lui, posto che è un paese in comune, cioè sapete che mamma è di Visinchi e lui di Visinchi, e il fatto di cantare insieme per me è assai importante. Gli un tesui che anche i nostri gaccari comuni cantano già pesteviere, collaborato e compagnia, dunque quando siamo un continente o straniero c'è sta lei importante tra di noi. Un film per gli usani si può dire che ha tutto in te spalle, parecchi affari geremo. È vero che io non mica tempo probabile, e dietro chi si occupa di scambio di appuntamenti, che lui sia beviture, per hotel, veramente indispensabile al gruppo, senza lui sono sicuro che saremo assai più capaci. E ho passato 20 anni a Lubino, della CLM, ma io ho sempre in capo a passione, a paese e tutto questo. Donc se mi ritrovo oggi, questo non è mica un azzardo, ho fatto tutto. Ho abbiato le poche strade che faccio in quel caso, posso campare, posso
posso spiegare, posso essere semplicemente in questo spazio. Cioè sapere che quando si canta un nemico va di cantare semplicemente, cioè sapere che si porta sempre qualcosa, il passato, l'antico, i parenti, i zii, di tutto questo, c'è una forza che ti porta, che ti... E io quando canto sono responsabile di me, dice radio, di me in corsica, donc c'è tutta questa responsabilità che ripeto, che è assai importante e che dà forza di cantato e l'energia che ci vuole. Cascava, oggi sei venuto a cercarmi, però mi basta appena sto vino rosso, mi abbiamo fatto un becchione in 3 volte. Mi dicerai che se tu ne pensi. Ma buono, ti ho fatto così. Che non è tanto pratico, continua a mettere qui 2 biscette qui, aspetta appena. A Maurizio, se tu tenevi appena in gidon, tu puoi cantare per oggi. Cantare come io ho messa. Bon, stasera ci vieni. Stasera, come l'hai previsto? Siamo così. A che ora ci troviamo? Sembra mezzosetto. Su confratello, assai intari, assai momenti di gioia, di bene, e si risente veramente lo spazio di Bolivonia, l'intimità che la può essere a Bolivonia in giro a comunità di un paese e immaginate di altri paesi come si passa così. Donc, appartiene a un popolo e è un popolo che canta. Cioè sapere che confraterne erano assai importanti della corsa, che hanno fatto tutta l'attività sociale per secoli e secoli. E dunque era assai importante per me di ritrovare in giro un canto usato, l'amicizia, la fratellanza. La passione. Passione. La passione. Mica passione. No, la passione. La passione. Allez, ma vuoi dire che un miserere. E non piangi. Miserere. Non è vero? Miserere. Misere nostri Domine, misere nostri. Un confratello e confratello si sono morti, donc è importante di dire tutto l'usanza di questi confratelli. Questi confratelli non è mica così, no, è una scelta di vita. E c'è più, c'è più dovere che diritti di questi confratelli. Farà 5 anni con Andrea Dominici che mi ha chiamato un giorno. Barbara Fortuna cercava una terza. Ciò che c'era da dire è che Andrea Dominici è patrimonico e bisincaccio. E un consiglio amico, ma siamo parenti. E lo faceva essere grande, io faccio la terza sul gioco, ma siamo parenti. Parecchi anni fa ha mandato lei, poi ha durato nei Bogani, ha durato più di 3 anni. Ha fatto una scuola di canto in Ponteleccia. E c'erano zidelli e gente, no? Maior, che venivano, era un sabato e penso che dopo questo so che hanno potuto continuare a fare musica e veramente di poter tramandare qualcosa. Con il canto c'è la lingua, c'è la cultura, c'è la storia, c'è tutto. Con il canto tutto basta.
dopo che sono con Barbara Fortuna giriamo assai e di buone scopre appena so che si campastro. Che sia o straniero o in Francia, ci sono delle regioni di Francia che sono veramente magnifiche, ci sono gente che vogliono, che fanno il paese. Ad un esempio, ne Vosges, in un paese che sono 300 abitanti, un giorno fa un festival è nato 5 giorni e tutte le sere facciano ballare, c'è più di 1500 persone tutte le sere. Sono belli affari, diciamo che dicono pas di buone belle strafari che agosti, quando si rimane c'è un altro, si vede altrimenti con appena più di filosofie. Dago mi trovo in prigione serrato, chiamo la musa che la nel mio lato, ma si è l'one confusa, racconterà il mio passato. Piano. Più piano. Ci sono sempre giovani che cantano a Brasile, prima eravamo in un caffè e ci sono più giovani che me e cantano a Bagliella e cantano canti soli e c'è sempre sicuramente che si può mica che come 20 anni fa o si cantava di più ma c'è sempre questi giovani che vogliono continuare a imparare e che facciano bene, bon, dopo c'è da dire che c'è creatività in Corsica, c'è di là, c'è di tutto, c'è roba, c'è affari che mi piacciono, c'è affari che mi piacciono di meno, ma c'è sempre questa volontà di creatività.